Seu Paola Alcioni e seu nascia in Casteddu. Ita pozzu naide mei. A serare mia c'è cosa mere nai, poitta uno ha fatto un percorso lungo. Ha fatto studios umanisticos, mi sau laureare in giurisprudenza. A pustis mi seu coiare, ha fatto un fillo. In tutto questo mentre mi seu accostare a sa letteratura e a sa letteratura in lingua sarda ed è che questo è stato il passaggio cruciale della vita mia. Essendo Casteddaia, appu intendio in famiglia che sono su sardu già da sempre, però succede una cosa un poco particolare con me. Io sono nascia in sera della televisione, dunque è incapitato che fraris, sorris, babbo e mamma che stionessero su sardu tra de issus e con me che stionessero italiano, dunque è una situazione un poco particolare. E poi questo forse, sì, con questa mancanza che appuntendio già per ottovira che a un certo punto a pudizirio de indirirai a suso questa reggiola e a inciagattai questo scosorgio guau che vi arangoni da sempre ed è un disio boffia vai mere. Su traballo principale cosa mia è essere mamma in famiglia. In questo traballo impero su sardo eia, poitta mi va piacere a trasmettere a figlio mio, finza si sentito su che sa lingua mia, sa lingua de mamma, moviri a intro de me. Apposti su una cosa bella, canto a essere mamma e a essere artista, poitta finza sconsarti sia una vita a cosa che prima non esisteva. E in Guniburu, per buona sorte mia, impero su sardo. Su sardo che imperamo a principio su sicuramente e cresciu con s'abilidadi forse in su tempo, con sa trattenzia con altro sardo, che fu danta uno sardo diverso da su mio, e in suo convincimento e finza in suo sentito che su sardu fessi uno e che mi appartenessi tutto, vinzasa con su sardu che non fiara questionau de sa gente a intra sa cali bivemo, in sa suzierari pro su 30 che mi ingiriara. E su sardu che deu imperu in moi esti usualmente unu campidaneso allargau, alla di aua escomunidades accanto de Casteddu. A s'incumenzu via su Casteddaglio Schetto, però traballende con sa poesia bruschettotto, si intende sa necessità di un lessico prusa ricco, e dunque sa che su sardo mio è tutto, poitta non devo imperai su lessico, chi mi serve in questo momento possa musicalizzare, posso ritmo, è una circa continua che si sostanzia in una riappropriazione di tutto su sardo. Secondo me è giusto mera, pesare i figli nostri, imparendindisi sa lingua de sa mamma, sa lingua sarda ponoso. Poitta è sa lingua e sa mamma che esti sagrai può entrare in s'archivo emozionale, dunque sa pesendidus in sa lingua e sa mamma, seus donendidisi, come si narrarà in italiano, una marcia in più finza in sa vita de ogni dì, po cantu per toccare le emozioni e sa capacità de essere destinatarius o emittentes de sentidos. Esti uno spanto a biri come tes fillus piganta questo imparo, un dommo, e do portant a finza senza vira in soro, in trattenzia con i altri giovani de serare in soro.
mi spanta capire come ti porta smera un comportamento di mistilinguismo che santi sempre nau che è ridicolo, come ti santi nau che è italiano porcheddino, no? Che un aborto fu da uno sospuro. Invece se noi si era, anzi sterotto, fu dato de giovonus meda, e poi giudicato dei studiosi su commenti un comportamento bilingue intenso che preludiri in qualche maniera a affermazioni del suo codice, del suo luogo, a un disibiviri, commenti in lingua pros importanti, ponai lingua A rispetto a sa lingua B, che moi est invece a simbessi. Sa lingua A est sa lingua dei suoi dominatori, sa lingua italiana, sa lingua B è sa nostra che è lingua subalterna, però su comportamento bilingue intenso, e dunque sa italiano porcheddino vinzasa, est preludio a una manovra di gerarchizzazione opposta da parte della lingua sarda. Spereuso che su vuedai giovani su sa lingua sarda porti di arerus a s'affermai de su sardu come lingua principale in questa terra. Questa è una vinza politica forte. Est de importunmannu che sa lingua sarda intri in sa scuola. Commenti vori insegnare questo cammino, ma finza si imperendita commente sardo veicolare, c'esti si imparo des materias curricolari in sardo veicolare. Ecco, questo è un primo passo de importunmannu. Poi tais pipius poi, prospettoto in età, nella prima età scolare, tenenti su riga a sa musica de sa lingua, prima ancora che ai significaus e ai corrispondenzias tra fueddu e oggetto. Funti rotu passus chi benenti in suo cammino, però sa musica de sa lingua fueddara a braccio, finza sa questionendi de un'altra materia, de una materia che più sfanti usualmente. Questo mi pare che sia l'approccio giusto su un simmiai de sa lingua veicolare, a fai comprendere più su chi è naturale in mera, a questionare de cali si sia cosa con sa lingua sarda. Questo è veramente, secondo me, su giolli che si deve giocare a sincumensu. A postisi, è importante in mera che sa lingua arrivi finza a universitari. Poi donare idea ai giovani che antessi spereuso anche le classi dirigenti dei superiori nostri che sa lingua sarda è una lingua di dignità, che è una lingua che si può imparare, podorrai a su sardu s'idea dei taesti e mannai di rapporraggiurare in una ridefinizione identitaria dei sugli e dei sugli stati storicamente. Sa lingua sarda in concurso, secondo me è una medaglia che raineri due caras. Conosco tanti sardus che ancora non hanno tirentu sa forza de si riappropriare de sa lingua ansoro, denti da bogai de asuta de questa reggiola, a un desti guara come uno scusorgio. Dunque, tu sa quantai foras dei concurso su cui também non hanno tirentu opportunità de indiversare questa reggiola, mi pare finza se sbagliavo. Ma da altra parte, era porriessi questo strumbulo, questa punta che ti arriva in fianco, che ti fai tenni questa pesara de conca, questo orgoglio de nai, sa lingua mia serve per traballare. Da bollo poi gusto e da bollo vinzasa poita ollu che te ho innanti si faccia parte della vita mia, come intendi per fare parte su traballo. Dunque, e mannai che forse questa cara mi piace de pruso, poita bollo ciccai, de agattai in isi sardos, in is frares
mius de sanguni e de terra, questa volontà del riscatto in is confrontos de chi finzas in moi politicamente dus araguantaus in stato de suggezione, una pesata di dignità e di orgoglio che mi era fai commente sarda, pregeri in mera, pregeri in manno.